Sentiamo il libro The Fenwick con fuoco come sottotitolo di Rebecca Fox, che qui accanto a me, una giovane donna, molto giovane, 32. una ragazzina. Magari! Sì, anche se nella Russia antica, nel romanzo di Chekhov, si diceva una donna di 30 anni era non più giovane, però Grazie. noi non ci importa, noi siamo giovanissime, perfetto. Allora, il suo romanzo è un romanzo moderno, già soltanto vedendola si vede una persona dinamica, di grandissime idee, una fucina, ecco, un fuoco, nel vero senso della parola, e ha uno stile fantasy, dove non mancano l'avventura ovviamente, come tutti i fantasy, però anche la magia e i rapporti umani in tutte le loro sfaccettature, l'amicizia, l'amore, l'invidia, la gelosia, eccetera. È un libro decisamente corposo, considerato che sono ben 400 pagine, è un libro dove effettivamente, come dicevamo prima, c'è di tutto. La cosa che appare immediatamente è la copertina, ovviamente molto rossa e molto evocativa di cosa uno troverà dentro, ed è stata realizzata da Susanna Contoli. Il racconto però, nonostante siano appunto tante le pagine, scorre bene, quindi si legge con la voglia di andare avanti e con la voglia di arrivare all'ultimo per poter capire che cosa succederà. Ecco, ci sono flashback, ci sono avvenimenti del presente e sono molto intrecciati, quindi nel momento che stai leggendo il presente automaticamente vieni trasportato, ecco il concetto dell'avventura del fantasy, all'indietro o addirittura appunto nel futuro. E ci sono ovviamente una grande emotività, una grande empatia nei confronti dei personaggi buoni e invece una, come lo possiamo chiamare, astio qualche volta per quelli cattivi che, se permettete, proprio sono proprio antipatici, è riuscita proprio a renderli, nonostante lei sia così radiosa, e questo è il pregio dello scrittore, quello di riuscire anche a scrivere ciò che in realtà non prova, quindi è bellissimo. Allora, i personaggi principali di questa storia sono due fratelli. Voi invece, tu hai una sorella, noi siamo due sorelle, invece loro sono due fratelli, si chiamano Ren e Shin, pardon. Ren è il più grande e ha proprio un atteggiamento protettivo, direi quasi paterno, nei confronti di questo fratello e della sua aura, poi ci spiegherà che cos'è. Allora, questa storia, abbiamo detto, è molto lunga, ci dovresti dire come inizia e soprattutto perché questi due fratelli, sono due fratelli, due ragazzi normalissimi, si imbattono un certo giorno nel mondo della magia. A te la parola. Tutto inizia con Ren e Shin che prendono un volo per Edimburgo e quindi raggiungono questa città che è una città magica. È una città che si trova in mezzo tra il nostro mondo reale e il mondo della magia. E in questa città vive un cardiologo molto, molto famoso, anche nel mondo reale, che è anche allo stesso tempo un cavaliere della luce. Sarà questo incontro con Yume che aprirà tutta la storia, perché l'obiettivo di Ren è quello di provare ad ogni costo a salvare il fratello da una malattia. Scusa, è una coincidenza che si contano? No, assolutamente no, stanno andando là appositamente, hanno proprio un appuntamento, Benissimo. quindi è un appuntamento con il destino. Shin si era addormentato immediatamente dopo il decollo. La testa gli era scivolata sulla spalla del fratello. Si sentiva al sicuro e anche il suo cuore sembrava aver voglia di battere regolarmente. Ren invece non riusciva a staccare lo sguardo dal finestrino. Continuava a fissare la pista, poi la città farsi sempre più piccola, poi le nuvole, poi il cielo. Anche se fuori l'infinito cercava di divertirlo, la sua anima era nell'oblio più nero. Come avrebbe affrontato quel cavaliere? Yume. Tra gli 11 cavalieri della luce, proprio lui. Una voce stridula riecheggiò nella sua mente. Sei come me. Non puoi fuggire da te stesso, non puoi. Di scatto si portò la mano sugli occhi, come se così facendo fosse possibile cancellare quel doloroso ricordo. Che succede? Chiese Shin, appoggiando delicatamente la mano su quella del fratello. Scusa, non volevo svegliarti, rispose Ren.